La lotta salvezza ha chiamato, l'Aspra ha risposto prima sul mercato, poi con 4 punti nelle prime 4 del nuovo anno. Adesso l'obiettivo è tornare a vincere, amici appassionati di calcio dilettantistico. Questo è il Comunale di Bagheria, questa è Aspra, Super Giovane Castelbuono. Un saluto da Anthony Massaro e buon pomeriggio. Arbitra il signor Citrano della sezione di Palermo. È iniziata Aspra, Super Giovane Castelbuono. Il match rischia di innervosirsi. Palazzo intanto subito in verticale, Barbera approfitta del rimpallo a sfavore di Garofalo, l'azione prosegue, Nicosia zona tiro, fa fuori un avversario, Nicosia! Il vantaggio dell'Aspra, ha fatto un gol bellissimo, Nunzio Nicosia al minuto 10 sul cronometro, l'Aspra passa avanti sulla super giovane Castelbuono, secondo gol in campionato per l'ex Unitas Sciacca, palla Grandis, si torna indietro da Belecco, Castelbuono che ha tante soluzioni, sicuramente un bel calcio, quello dei Madoniti, occhio a Pardo che calcia, la risposta di Sisè 2 volte. Provvidenziale l'intervento del classe 97 tra Castelbuono che non riesce a trovare giusto spazio per andare. Nel frattempo occhio a Gio che vince il duello, va giù in aria, è stato un po' strattonato l'ex Primavera del Palermo, stava andando a calciare in porta, situazione dubbia. Mazzola libera, è il più giovane della formazione madonnita, precisamente un corso del 2006, che però ha fatto anche l'Under 17 della CR Messina, quindi veramente già qualcosa in carriera di buona fatta. E poi il tiro di Torres che si spegne sul palo, così dal nulla. Il Castelbuono, la densità sprenze, e allora Nicosia la riconquista e prova a verticalizzare per Gio. Forse riesce a regalarsi un'ultima opportunità prima di questo primo tempo l'Aspra. Gio, davanti a Fagone. Salvataggio provvidenziale di Pennisi e l'Aspra quasi fa 2-0, in qualche modo si è salvato e poi ripartono i ragazzi di Bognanni. Belecco porta palla, ancora Belecco verticalizza aprendo il gioco però. Grandis servito, imbucato bene Diallo, esce però, gliela tira anche addosso e fa un altro grandissimo intervento l'ex Marineo. Però ve lo diciamo, nel frattempo l'Aspra gestisce il possesso con Terrasi. Gio, prolungazione, Barbera può involarsi verso la porta. Barbera, calcia, palla fuori, ad un passo dal 2-0 l'Aspra. La tiene in campo l'ex Palermo e può subito andare all'1 contro 1. Ci prova il 2004 con la maglia numero 7. Bella idea di Nicosia per Palazzo. Cross in mezzo, Barbera! Che coordinazione del 9, che se lo stava inventando il gol del 2-0. Come dice spesso sui suoi canali social. È un cinghiale duro da abbattere e infatti Belecco sfida Palazzo, va al cross sul secondo palo dove c'è Grandis e poi Torres. E il gol dell'1-1. Parte Palazzo, cross che passa! E c'è il nuovo vantaggio dell'Aspra! O forse Barbera, ma ciò che conta che ha fatto gol l'Aspra, terzo centro stagionale per Mattia Barbera, chiamiamola così. Castelbuono tutto proiettato in avanti, grande recupero palla dell'Aspra, grande imbucata di Sané per Gio, davanti a Fagone, è un 1 contro 1, parte Gio, ha aspettato troppo, ma c'è calcio di rigore in favore dell'Aspra. Caso di errore, parte Raffaele Palazzo con il destro, battuto Fagone, risultato di 3-1 in favore dell'Aspra. Castelbuono sotto di 2 gol. Buon anno per Sané. C'è la ripartenza del Castelbuono con Belecco, cercato Diallo sul filo del fuorigioco, regolare per il direttore di gara, la blocca, forse ha rimesso il pallone in gioco. Clamoroso quanto fatto da Raffaele Gio, sembra impossibile tenerla in campo lì, ma ci è riuscito chiaramente in modo involontario. Hantus, sempre Castelbuono, è un monologo, zona tiro per Torres, calcia, non la tiene però Sisè e deve fare il resto Piscopo. Fontana perde il duello, Palazzo verticalizza e occhio allo spazio che ha Sanyong che può andare verso la porta. Sanyong, zona tiro, un po' defilato, va in mezzo alla fine, ancora Bonanno, una finta, palla al limite, Fontana, tiro murato Alex Bagheria, Hantus porta palla,
Va direttamente da Torres che si accentra e calcia. Risponde Sisè. Triplice fischio. Torna a vincere l'Aspra Castelbuono, che cade ancora per la seconda volta consecutiva dopo quella con le Mazzara. Ma la notizia più importante della giornata è che l'Aspra si rilancia nella lotta salvezza.